Nel laboratorio del marmo di Montagnana, fucina di artisti locali dediti alla lavorazione della pietra di Vicenza, lo scultore Giandomenico Sandri si presenta, facendoci scoprire come, da un materiale apparentemente di minor valore rispetto per esempio al famoso marmo di Carrara, nascono opere d'arte dalle linee morbide e sinuose che diventano raffinati oggetti d'arredo. Giandomenico Sandri, nato a Este il 9 gennaio 1949, con la sua lunga esperienza di insegnante, trasmette una passione autentica per la scultura. Diplomato all'Istituto d'Arte Selvatico di Padova, si è specializzato nella Scuola d'Arte dei Carmini di Venezia. Ha poi preso contatto con gli esponenti d'arte locali e nella sua casa immersa nei boschi dei Colli Euganei ospita incontri fra artisti nazionali ed internazionali, essendo lui stesso scultore di fama internazionale, dati i numerosi incarichi ricevuti per la realizzazione di opere scultoree a Nagasaki, Pechino, Dubai, Buenos Aires e San Pietroburgo. A Venezia, invece, ha collaborato al restauro della facciata nord della Basilica di San Marco. Ho potuto, come docente di un istituto d'arte, sia inventare delle forme e trovare chi poi, organizzati in botteghe, le hanno moltiplicate. Per cui la mia esperienza ormai ventennale attraverso il laboratorio del marmo, dove ho potuto disegnare, creare, inventare, modificare forme adattate all'uso domestico, vuol dire che questi sono oggetti d'uso, sono piani in cristallo che coprono delle sculture nate però per essere appoggi di vetro, non sono sculture sacrificate, ma sono proprio tavoli. Nella nostra tradizione veneta, diciamo, è un tema che ricorre da più di 500 anni. La mia fortuna è stata appunto quella di avere un materiale duttile nella zona, la pietra di Vicenza, che essendo un agglomerato di fossili ha anche una sua possibilità e capacità espressiva e non è impregna di significati come può essere il marmo. Infatti abbiamo fatto delle prove di lavorazione con le stesse forme sulla pietra e sul marmo, che di solito il marmo è quello che esalta le cose, in questo caso invece le forme sono nate proprio e si esaltano in questo materiale. Per cui siamo stati fortunati, lo sono stato, anche perché la lavorazione, essendo su un materiale più tenero, potevamo essere concorrenziali con quello che è la commercializzazione di prodotti di questo livello. E la poetica delle forme, ecco, è un po' la cosa che è stata la mia presenza e la mia partecipazione al laboratorio del marmo. In questo modo ho potuto tirar fuori tutte quelle emozioni e sensazioni che, vivendo da artista, da artigiano artista, raccoglievo nella mia vita normale di docente prima magari, ma soprattutto di Veneto. Essendo abitante di queste zone, la mia cultura viene dal fatto di essere cresciuto vicino a monumenti, a chiese, a forme che ti entrano in modo inconscio, diciamo. E in questo caso credo di aver trovato dei momenti di armonia, di equilibrio e naturalmente anche di funzionalità in queste forme. Posso essere stato influenzato dagli artisti del Novecento sicuramente, anzi certi li ho citati, e quindi ho avuto questa grande opportunità e fino adesso si saranno moltiplicati calcolando su 16-17 mila pezzi, per cui posso vantarmi di avere la diffusione di questi pezzi un po' in tutto il mondo. Non li ho fatti tutti io, ma le botteghe che avevo fatto in modo di far nascere, dai primi 8 allievi che ho avuto, hanno riprodotto queste forme e il laboratorio del marmo, appunto come ditta distributrice, li ha spediti e mandati un po' dappertutto. Sandri ha fatto conoscere la pietra di Vicenza nel mondo e continuerà a farlo grazie alla ricchissima poetica e all'inesauribile creatività nell'inventare nuovi giochi con un materiale che pare dialogare con le sue mani.